Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda l'informazione su Friuli TV. Un uomo di circa 30 anni è rimasto vittima questa mattina di un incidente stradale accaduto in via Marconi a Ruda. Per causa in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, ha perso il controllo del suo scooter ed è rovinato a terra riportando diversi traumi agli arti. L'incidente non ha coinvolto altri mezzi. L'equipaggio, giunto in ambulanza da Cervignano, ha raggiunto il luogo del sinistro, prestando immediatamente soccorso all'uomo, che poi è stato trasportato con l'auto Lettiga all'ospedale di Palmanova in codice giallo. Un uomo di 58 anni è rimasto ferito a una gamba colpita da un tronco di una pianta in area boschiva nella zona di Sedilis, sulle colline di Tarcento. È successo nella tarda mattinata. L'infortunato ha riportato lo schiacciamento di una gamba con una sospetta frattura. È stato trasportato all'ospedale di Udine con l'ambulanza per tutte le cure del caso. Per fortuna non è in pericolo di vita. Le cause sono al vaglio delle forze dell'ordine giunte sul posto per i rilievi. In Friuli Venezia Giulia, su un totale di 5.832 test e tamponi, sono state riscontrate 1.173 positività al Covid-19. Nel dettaglio, su 1.907 tamponi molecolari, 221 nuovi contagi. 3.925 test rapidi antigenici realizzati, 952 casi emersi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 6, i pazienti ospedalizzati in altri reparti 212. Lo rende noto la Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia nel report quotidiano. Nella giornata odierna si registrano 4 decessi. Chiudiamo qui questa edizione odierna, grazie come sempre per la visione e l'ascolto. Ulteriori news sul nostro sito friulitv.net. Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.